Allora, amici bellini, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Che bello aspettare e non avere fretta nel postare. Ah, sta vendendo a 16. Cominciamo. È un marketing pazzesco. Rumore incredibile. Io ho imparato i trucchi per non dire stupidaggini. Mariano Provenzano, benvenuti tutti i nuovi iscritti, siamo quasi intorno ai 300, 13.300, se non vado errato, perché poi non vorrei dire stupidaggini, ci siamo quasi arrivati, sì, siamo quasi lì. Quindi potresti essere tu il 13.300esimo. Iscriviti al canale e lascia un like per quelli che, insomma, me le posso inventare pure io le notizie, non c'è problema. Se volete, come gioco, come giochino, io vi dico che dall'America, perché io sono a New York, ho avuto un contatto diretto e so che è un imprenditore americano, però non posso fare proprio il nome perché poi le trattative. Imprenditore americano, sono una cordata di imprenditori americani. Non posso, devo proteggere le mie fonti, non si può, però state sicuri che entro una decina d'anni si fa. Arriva la smentita ufficiale del Calcio Napoli e ce la leggiamo perché ovviamente magari qualcuno questa notizia non l'aveva manco sentita perché arriva in nottata ieri. Abbiamo parlato di una serie di cose, le amichevoli, Petagna, Solbakken, Contini. Poi io devo salutare Gio TV e i suoi cugini Gennaro e Emanuele che mi seguono sempre. Bravi ragazzi, seguitevi, seguiamoci. Però con calma. Allora, notizie di ieri che si rincorreva, tutti qua, molti, no, pochi, non so quanti, che abboccavano, speranzosi, eccetera, eccetera. Il telefono va in fiamme. Allora che ne sai, che ne pensi, che si dice, è fatta, non è fatta, veramente vendiamo, eccetera, eccetera. Io chiedo, qual è la fonte? La fonte è lo stesso che diceva Bezos e poi mi dovete chiedere scusa, quando Bezos comprerà il Napoli, tutti quanti che mi state prendendo in giro mi dovranno chiedere scusa. E io dissi, nel frattempo che non succede, ci chiedi scusa tu a noi? Che stai cercando, nel frattempo crescono i numeri dei followers che seguono anche solamente per dire ma che stai dicendo, quindi a chi la spara più grossa va benissimo, però poi quando tu ti smentisci con te stesso, cioè nel senso contro sorpasso degli arabi il Qatar, poi un'altra cordata Investcorp eccetera eccetera, insomma non escono così. Io solo questo dobbiamo ragionare solo su una cosa. Di solito queste notizie qua di quando si muovono grandi movimenti finanziari eccetera, cioè non so, duelli, non è un giocatore, esce la notizia quando è già fatta, quindi non è possibile fare un discorso, solo questo dovete ragionare, al di là delle fonti, non è possibile fare un discorso dove dite è fatta, bisogna limare, si lima in 5-6 mesi, 7-8 mesi perché ci sono delle cose burocratiche da fare. Questo non funziona, non può essere. Noi verremo a sapere qualora sarà, ne parrebbe eccetera, eccetera, quando sarà già fatta, come si è saputo per il City, per il gruppo City del Palermo, insomma qualche rumorino e poi subito si sa, come si è saputo del Milan, qualche rumorino e poi subito si sa, quando poi escono i rumori. Invece il Napoli si trova costretto a smentire. Tra l'altro prima della smentita del Napoli c'era stata anche gli amici bellini abbonati che mi tengono tutto sempre aggiornato, sono sempre tutto aggiornatissimo e leggevo di un'intervista a un amico di ADL, giornalista Paolo Esposito, che diceva, insomma, no, io l'ho sentito, parole testuali, ho parlato mezz'ora fa, mi ha detto che tutta la cifra sana pianta, invenzioni di sana pianta con tanta fantasia, e poi insiste, non ha alcuna intenzione di vendere e io ci credo a questa cosa qua, sua assoluta proprietà, bla bla bla, se ne facessero una ragione, poi dice invidiosi eccetera eccetera, vabbè, le considerazioni a margine lasciano il tempo che trova. Oltretutto è un amico, quindi magari De Laurentiis, pur se ha intenzione di vendere, all'amico può pure dire dici questo, se ti contattano, siamo amici, io ho intenzione, ma non lo far sapere così perché sennò poi il prezzo se ne scende eccetera eccetera. Quindi valutiamole bene le notizie. Nel frattempo però fa più ridere
fa più piacere, fa più divertimento leggere. Mo mi metto qua, perché mi metto qua con l'ambrabamo. No, si stava spegnendo tutto. Quella che è il comunicato ufficiale sul sito del Napoli, quello nuovo di Zecca. Improvvisamente la Rai afferma. In un servizio su TG regionale della Campania, che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. In una situazione normale una bufala di questo tipo non andrebbe nemmeno smentita, ma visto che la Rai, vedi proprio l'attacco diretto, che come fonte parla di indiscrezioni e servizio pubblico, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c'è alcuna trattativa in corso. Tra l'altro in passato ha rifiutato offerte vicino al $1 miliardo. L'aggancio che viene fatto per cavalcare queste indiscrezioni è che il presidente De Laurentiis vorrebbe vivere negli States. De Laurentiis ha sempre vissuto tra Los Angeles e l'Italia e da poco è rientrato da un soggiorno di circa un mese nella sua residenza in California. Non ha bisogno di vendere il Napoli per soggiornare negli Stati Uniti quando i suoi impegni lo richiedono. Comunque vabbè, il modo è sempre fantasioso. Io non ho mai visto, poi si può parlare dei risultati sportivi, del mercato, magari arriva Kim e diventa il miglior difensore che il Napoli abbia mai avuto nella sua storia e chi gli dice niente a De Laurentiis. Ma io non ho mai visto nessuna squadra di calcio, forse lo Spartak Mosca si comporta così sui social, ma io non ho mai visto nessuna squadra di calcio rispondere in questa maniera alle bufale, eccetera eccetera. Ma oramai questo è, siamo abituati che alcune cose, in particolare quelle che danno sui nervi, probabilmente vengono smentite, altre meno, altre no, altre subito, altre vengono smentite perché per esempio ricordate Amazon, no, smentiamo categoricamente, non c'è nessun accordo con lo sponsor, e poi Amazon c'è. Quindi ragazzi, ognuno creda a quello che vuole. Non è vero che quando il Napoli smentisce allora è sicuro che non vede. Ci volete credere? Vi volete abbracciare questa speranza che il Napoli prima o poi venderà, che De Laurentiis venderà il Napoli, non il Bari, piuttosto, perché poi quella è la cosa. Abbracciatevela questa speranza, ma chi vi dice niente? Chi vi toglie niente? Chi vi toglie niente? Però valutate sempre bene da dove arrivano le notizie, perché sennò poi almeno non facciamoci prendere in giro. E quindi per quanto riguarda poi il resto delle notizie, è chiaro, si parla di amichevoli, quindi si può legare, volendo legare tutto, al discorso dello stadio, perché il comune del Napoli fa sapere che ci sono ancora delle cose da pagare e che il Napoli, richiesta di sconti eccetera eccetera, ancora non ha pagato. Vediamo che cosa succederà, ma ci fanno sapere le amichevoli, arrivano le notizie delle amichevoli e ci dicono anche che sono tutti soldi che poi vanno al Napoli e magari, ma la voglio sperare così, sono soldi che vanno in beneficenza per la guerra del Covid. Mercoledì 27 luglio, vedi? Bravi, vedi la stessa smentita. Bravo Giuseppe Amato. Iscrivetevi al canale Telegram che trovate sotto in descrizione. Le date, più che i prezzi ci interessano le date. Mercoledì 27 luglio alle 20:30 Napoli Adana Demirspor Kulübü. Domenica 31 invece sempre alle 20:30 Napoli Mallorca. Mercoledì 3 agosto alle 18:30 Napoli Girona Football Club o Club, e il 6 agosto ore 19 Napoli contro Espanyol. La vendita di tagliandi eccetera eccetera. I prezzi sono tribune 40, distinti 30 e curve 30. Non lo so, commentatela voi. Voi mi incalzate chiedendomi delle cose, hai sentito i prezzi eccetera eccetera. Io non mi stupisco. Quante volte ci vogliamo stupire nella vita delle stesse cose? È come il sole. Il sole, quando c'è il sole illumina. E pensa che invece quando c'è la nuvola davanti al sole sembra tutto più scuro. Ti stupisci la prima volta che lo vedi e poi dopo diventa una cosa normale. Lo sappiamo, veramente non è che proprio gli fa piacere essere contornato dai tifosi del Napoli. Se potesse evitare lo stadio e fare solamente cose televisive, lo farebbe tranquillamente. Quindi perché voi vi aspettate prezzi popolari oppure venire incontro? È pur piccolino lo stadio, quindi probabilmente qualcuno che non ce la fa, che ha bisogno di vedere il Napoli a tutti i costi,
ci andrà pure. Poi carino anche il fatto che la tribuna per un costo, poi distinti e curvo stesso prezzo, chissà, perché poi non mi ricordo lo stadio del Castel di San, veramente mi interessa poco, mi interessa di più sapere quando il Monza si comprerà Petagna, è lì che mi interessa sapere, perché ho bisogno di sapere all'uscita di Petagna se effettivamente Simeone è un affare possibile, perché mi piacerebbe tanto, lì mi sentirei di dire siamo migliorati a livello proprio di capacità realizzativa, perché Simeone è uno che la porta la vede, anche da secondo, certo è meglio quando è titolare fisso, insomma così, ma anche da secondo di Osimhen sarebbe secondo me un ottimo acquisto, quindi speriamo che il Napoli possa piazzare questa cosa. Il Monza, Galliani pare che stiano parlando e questo mi interessa molto. Su Kim dobbiamo ancora aspettare, perché c'è questa notizia, no, che qualcuno ha pagato la clausola, speriamo che siamo noi, arrivano conferme, indiscrezioni eccetera eccetera, e poi si parla insistentemente anche di Solbakken, perché insomma visite mediche eccetera eccetera, però Solbakken mi sembra un'operazione in vista di, perché potrebbe essere fatta poi a gennaio, perché Solbakken è in scadenza di contratto a dicembre e quindi il Napoli potrebbe farlo a zero e magari, capito, resistere. Potrebbe essere una di quelle situazioni dove tu dici Solbakken entra al posto di Politano se riesci a piazzare Politano. Il Napoli nel frattempo se lo è bloccato. Secondo me questo è il tipo di operazione. Idem per quanto riguarda Deulofeu. È chiaro che deve uscire qualcuno, lo stiamo imparando, il deve uscire qualcuno per far entrare qualcun altro anche con i portieri, perché se è vero come è vero che il Napoli ancora non ha preso, perché comunque teniamo Meret, Contini, Dasiak e Barfello, ne teniamo 4, li dobbiamo evidentemente ridistribuire, e il Napoli non lo prende l'altro portiere, se non esce probabilmente prima Contini, e pare che Nikita Contini, di cui si dice un gran bene, sia ben visto dalla Sampdoria, e quindi probabilmente se il Napoli piazza Contini si potrebbe sbloccare la situazione del portiere, che è Duopo, che fa Duopo, perché Spalletti con Meret ci ha fatto capire che non si sente poi tranquillissimo. Quindi facciamo arrivare Kim al più presto, ragazzi, al più presto, perché io ho capito che Lombardo e compagnia bella dicono ma è presto, abbonamenti, le maglie è presto. Le lingue, io dico sempre questo, la lingua non lo so, Kim quante lingue parla, sicuramente quelli che partono dall'estero un po' di inglese lo masticano a prescindere, siamo noi italiani che siamo meno propensi a conoscere tutte le lingue, però è importante, perché arriva Kim, dice ok, chi è il capitano? Di Lorenzo, introduci Kim ai tuoi compagni di squadra, ci vuole il tempo che ci vuole, perché altrimenti se poi non si capiscono il momento e noi diciamo non è buono, calma, magari è bravissimo ma si deve inserire, lo sapete come funzionano queste cose, oramai siamo esperti di calcio giocato, i giocatori si devono inserire e serve il tempo che ci vuole, quindi prima si fa e meglio è, perché poi si comincia subito col campionato, tra pochissimo, praticamente già dobbiamo essere pronti al campionato e dobbiamo cominciare bene, perché se cominciamo bene si risolvono tutto questo ambiente friccicarello, si calma un pochino, ve lo giuro che è così. Se invece si comincia così e così diventa più complicata. Di Mertens alla Lazio non ne voglio parlare, da New York, quella bella Mauro Carmine, Valerio Fluido e tutto, fate le cose belline. Penso di aver detto tu qualcosa, uscirà sicuramente dopo, ma vediamo di quello che si tratta. Ho detto tu, sì, ho detto tu, ma che dici? Giusto, ho detto tutto, che non dici mai niente. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.